quando noi visitiamo le città che ci accolgono per la Dunata ci mettiamo subito d'accordo chi sono le interfacce. Poi a regalo di questa nostra partecipazione alla Dunata lasciamo un qualche cosa a questa città che sia visibile anche alla cittadinanza. Il nostro motto è quello di aiutare i vivi e il ricordo dei nostri morti, quindi ecco che la città, il passaggio degli alpini deve essere un segnale ben preciso, ben chiaro, e noi vogliamo che sia visibile. Cosa regalerete a Treviso? In primis cercheremo di recuperare le mura della città che sono un gioiellino di questa cittadina, e poi quello che è possibile recuperare in ambito sociale, dalle scuole alle fontane del centro. Questi sono i temi, i segnali più significativi. E in più, Presidente, metterete anche a posto gli stabili dove verranno ospitati gli alloggiamenti collettivi per i partecipanti. Quando è stata candidata Treviso alla Dunata avevamo già una mappa di quali erano le aree destinate all'accoglienza, e molte di queste aree erano della provincia o del comune o di enti privati. Abbiamo già cominciato con questo lavoro di recupero, credo che con la primavera del prossimo anno avremo il modo di averli già in ottimo stato per accogliere questi alpini che arriveranno da tutta Italia.